3 bei piedi di scarola, 3 mazzi di scarola e li fate una bella lavata. Capisco che l'avete sciacquariato belle belle e lo mettete in questa caccavella grande grande. Ecco qua, adesso le mettete sul fuoco e le fate ammosciare. Però sono troppo saporite. Quelle abbiamo scaurate e le mettiamo in uno scolapasta. Adesso le facciamo scolare e raffreddare. Che a roba facciamo le scarole a usi Natale. Qua vedete, le scarole si sono raffreddate, io sto soffriggendo aglio e olio. Sono scopoletta e pinoli. Mettiamo l'aglio, olive e capperi. Poi prendiamo le scarole e le mettiamo dentro. Un po' di sale e le facciamo cuocere per una decina di minuti. Le scarole sono pronte, eccole qua, questo contorno delizioso napoletano. Lo potete mettere vicino a qualsiasi piatto voi preferite, una filicarne, un salsiccia, ma a me mi è voluto pulire e mi fa una pizza di scarole. Quindi ho comprato la pasta sfoglia e mo mi faccio una bella pizza. Ecco qua, vedete? Non tenevo genio oggi, fu un basta. Basta, sono una mattina sera di pizza, non basta di pizza e preferisco farla con la sfoglia che ho comprato al supermercato. Ci ho messo un po' di scagliette di parmigiano sopra, se vi piacciono, se non vi mettete proprio. Poi prendete un altro rotolo di pasta, ecco qua, lo sgravogliate, e zuccherate. Ecco qua, adesso chiudete bene i bordi, se no esce tutto cosa fuori. Qua ho chiuso bene i bordi, ma sto facendo un bello decoramento. Ecco qua, così. Poi la punzecchiate un poco, mentre facete sul giuciamento, appicciatevi il forno a 180 gradi. In forno a 180 gradi per 35-40 minuti, ogni tanto idratate a macchia. Una poesia.